Dalle 7 province del Veneto è in partenza una squadra di una cinquantina di volontari della Protezione Civile regionale per portare aiuto diretto nella città di Senigallia. Sì, li abbiamo chiamati noi ieri sera, devo dire, si sono attivati immediatamente, penso che saranno qui in serata se non domani mattina. Ogni squadra ha in dotazione un mezzo ribaltabile, un modulo antincendio boschivo per ripulire il fango, le attrezzature necessarie per rimuovere alberi o vecchi elettrodomestici andati persi nella piena dei fiumi. La vicentina Elena Campagnolo, assessore a Senigallia, così descrive la situazione della città a 4 giorni dal disastro. Purtroppo è abbastanza devastata ancora la città, abbiamo adesso il problema che stiamo facendo diversi svuotamenti, ma abbiamo un problema fognario. Oltre ai danni materiali ci sono le difficoltà contingenti per gli sfollati. Si parla di circa 10.000 persone che sono sistemate tra alberghi, parenti. Per fortuna tante di queste persone hanno magari un appoggio da qualche amico, da qualche parente, quindi stiamo gestendo una piccola parte di popolazione. Il comune di Senigallia sta per attivare un IBAN per eventuali donazioni dirette, mentre resta l'incognita per il flusso regolare del fiume Misa. Abbiamo l'argine rotto in diversi punti, di conseguenza speriamo che il tempo non cambi, al momento.